partita schifosina, però a me non me ne importa, io voglio i 3 punti perché in Champions dobbiamo ritornare e quindi lo scudetto oramai è andato, però con la mano sullo scudetto per quest'anno ce lo diamo a loro, ma l'anno prossimo ce lo dobbiamo ripigliare. È stata un'altra partita in dominio, poi nel finale abbiamo subito un gol che quasi poteva complicare le cose. Ma come si fa? Proprio alle volte dei gol ingenui, giocatori che poi sono abbastanza bravi, può capitare. Ma doveva esserci una foga già precedentemente nel primo tempo. Il primo tempo è stato scialbo, dopo il gol si abbandonano, ma non ho capito perché o la reazione del gol che hanno fatto, dicono vabbè l'abbiamo fatto, però non è giusto così. Però stasera ho visto un Paris Saint-Germain, l'ho visto molto più inguaiato del Napoli. Il Napoli perlomeno ha avuto giocatori che man mano si stanno ripigliando, come Anghissà, come De Bruyne, però Paris Saint-Germain poi è stata proprio una frana. Io mi sono giocato 3-1 del Paris Saint-Germain e invece ha perso 3-1. Felice del ritorno in campo di De Bruyne e Anghissà? Sì, felicissimo perché sono giocatori che quando la palla l'hanno vicino al piede la sanno trattenere e si sanno anche scansare se qualche avversario può fare del fallo. Tranne i falli che ci hanno fatto, sono stati falli di velocità. E quindi mi fa piacere questo perché c'è una buona rifinitura del campionato, perché dobbiamo andare in Champions, perché la Coppa già pigliamo. Grazie a tutti, buonasera, ciao Ciro! Grazie Rosario, grazie sempre, buonasera! Solo la sintesi, come ci eravamo detti prima, Regno delle Due Sicilie 2, Savoia 1 e una piccola Peccato solo che alla fine dobbiamo sempre soffrire. Poche sofferenze, se no non siamo napoletani. Sei felice per il rientro di quei due lì? E passione. Sì, Anghissà, De Bruyne, Anghissà soprattutto perché mi è mancato tantissimo, speriamo torni McTominay. Torniamo in 4. Anche perché Anghissà io non me l'aspettavo, ha giocato 45 minuti. Esatto, quindi... io credo ci sia stato un infortunio poi per gara perché ha avuto quella botta a fine primo Più tardi sapremo di cosa si tratta e vi aggiorniamo. Speriamo nulla di grave perché i 3 giovani là davanti sono un bel vedere. Peccato. Ciao, grazie Manuel, mille, ciao buon rientro. Ciao, buonasera. parlare con voi? Sì. Come ti chiami? Danilo. Danilo, posso darti del tu? Sì, certo. Stasera è stata una vittoria sofferta ma veramente importante, anche perché non dimentichiamo che domenica sera c'è il derby e quindi possiamo rosicchiare qualche punto sul Sicuramente, però ci fa sempre soffrire questo Napoli. È vero. C'è sempre qualche distrazione alla fine, però comunque ce la faremo. C'è qualcuno in particolare che ti ha colpito stasera? Allora, De Bruyne sta in formissima, io devo dire la verità, l'ho visto veramente partecipe nella partita, un po' meno Anghissà, un po' lento, macchinoso, però sì, devo dire che De Bruyne sorprende che nonostante l'operazione sia tornato in una forma perfetta, sì. De Bruyne, come se già potesse giocarlo. Sì, è un ragazzino, è rinato, quindi invece Anghissà è un po' macchinoso questa sera, però si fa sentire sempre. Però dietro, nonostante il gol preso, bene, buongiorno, mi sembra tornato ai suoi livelli. Si è tolto gli schiaffi di qualche settimana fa, sta in formissima, ha fatto un partitone stasera, veramente bravo. Stasera è stato veramente un ottimo difensore. È vero, grazie mille. Chi ti è piaciuto di più? De Bruyne. Devo dire la verità, rivederlo fa specie, speriamo che ci possa aiutare nel finale di stagione. Adesso lo chiedevo prima anche a qualcun altro. Dopodomani c'è il derby di Milano, Milan-Inter. Sembra assurdo dire per chi tifare, però sai, se il Milan perde sei a -1 dal secondo posto. Credi ancora che all'Inter possa crollare e siamo ancora in lotta per lo scudetto o puntiamo al secondo posto? Non lo so. È dura, vediamo cosa accade. Grazie, buon rientro. Ciao. Grazie sempre. Ciao ragazzi, buonasera. Come vi chiamate? Diego. Matteo. E Matteo. Vittoria sofferta, però serviva la vittoria. Sì, 3 punti servivano, col Napoli si soffre sempre, però è importante che si arrivi ai 3 punti a casa perché servivano veramente come il pane. Che partita è stata? Purtroppo oramai siamo abituati, soffriamo sempre alla fine, però l'importante è raggiungere il nostro obiettivo, che in questo momento è la Champions, e poi l'anno prossimo chissà. Chi vi è piaciuto di più stasera? Uno in particolare che
secondo voi merita il premio di migliore in campo? Alisson è veramente il giocatore che spacca veramente le partite. Oltre al gol, proprio si vede ogni volta che prende palla, cerca sempre di puntare l'uomo. Il 99% delle volte ci riesce, crea sempre qualcosa. È veramente un treno quel ragazzo. Gilmour e Elmas a centrocampo hanno fatto la Non differenza. era scontato. No, esatto. E poi anche Oliveira hanno giocato male. Secondo me anche Buongiorno, come l'avete visto? È ritornato il Buongiorno che magari conoscevamo, sempre secondo me con qualche difficoltà a livello mentale, si vede che non è al 100%, però sta tornando il Buongiorno che conoscevamo. Che bello è stato rivedere Anguissa e De Bruyne. È sempre un'emozione vederli in campo perché comunque sono i campioni che serve a Napoli e senza di loro abbiamo sofferto. Adesso con loro sarà tutta un'altra cosa e speriamo di raggiungere l'obiettivo. Pensare che abbiamo fatto mesi e mesi senza di lui. Infatti sì, non so se è sfortuna o qualcos'altro, però è veramente stata un'annata difficile dal punto di vista degli infortuni, però rivedere De Bruyne con la maglia del Napoli non ci si abitua mai a vederlo con quella maglia, è veramente un'emozione ogni volta. Ragazzi, grazie mille. Lo sto chiedendo a tutti. Forza Napoli! Lo so che è una provocazione, ma nel derby, per chi si tifa? Pareggio. Pareggio. Siamo cristiani, abbastanza. Esatto. Grazie ragazzi. Pieno di infortuni possibilmente. Ciao, come stai? Buonasera. I vostri nomi? Giuseppe Bruno, e figlio. Chi vi è piaciuto di più stasera? come ha Allora, detto il io posso ragazzo dire Santos. solo è una lingua straniera, è un Santos Elmas. Ci sta, bella. E poi, come ho chiesto un po' a tutti, si avvicina il derby. Siamo a -1 dal Milan. Cioè, se il Milan perde, siamo a -1 dal secondo posto. Oppure tu dici, ma chissà, magari l'Inter perde, siamo ancora in corsa per lo scudetto. Spero che l'Inter perde. Deve perdere. Deve perdere. Quindi ci crediamo ancora, nonostante Sì, sia lunga. Sì. Ma pure se non Speriamo è sempre. quest'anno, sarà l'anno prossimo. È vero. Felici di aver rivisto finalmente De Bruyne e Lukaku. Sì, dopo questi infortuni hanno fatto pure una, bella, Chissà, scusatemi. pure una bella prestazione. Hanno giocato bene. È vero. Sì, È stato bello rivedere. bellissimo. Bellissimo. Grazie e buon rientro. Forza Napoli! Grazie. Buonasera. Dimmi Buonasera e abbiamo vinto ancora una volta, ragazzi, ci confermiamo al Maradona imbattuti, continua il nostro fortino, contento per Anguissa, contento per De Bruyne, ma voi sapete che io penso a volte e stasera mi è venuta un'idea in mente, ho l'idea di proporre un altro film ad Aurelio De Laurentiis, questo film si chiama Risvegli e parla di diversi infortuni che ha avuto nel corso della stagione il nostro Napoli, con Anguissa e De Bruyne, i pupilli del centrocampo che sono ritornati a giocare contro il Torino, hanno avuto l'ovazione, la standing ovation del Maradona ed è arrivata la vittoria. Adesso questo film che tratta della fine stagionale del nostro campionato, bisogna capire come andrà a finire, perché il Napoli deve pensare partita dopo partita. Punti ancora al sogno scudetto oppure il secondo posto? È l'obiettivo. Allora, io da tifoso, sapete come la penso? È fino alla fine ed è un per sempre sì, saremo io e te, a così, sarà per sempre sì, forza Napoli! Grazie mille. Voi come vi chiamate? Luigi, Tu come ti chiami? Tommaso, Posso intervistarvi? Mi autorizzate? Ok. Chi vi è piaciuto di più stasera? Mi è piaciuto di più molto Alisson Santos. Alisson Santos, per te il migliore? Anche a me il fatto che non mi piace però i calci d'angoli sempre corti. È vero, abbiamo questo brutto vizio, punizione e calci d'angolo di batterli corti. Speriamo che arrivi qualcuno che sia veramente bravo a batterli, ovvero Kevin De Bruyne, che è tornato insieme ad Anguissa. Che bello! Che bello rivedere Anguissa e De Bruyne. Sì, vero? Poi anche la posizione di Politano, diretta in porta. Detta là. Molti giocatori che ci servono molto per il centrocampo, soprattutto De Bruyne per le sue specialità come i rigori, le punizioni, i calci d'angolo. Restiamo imbattuti al Maradona, non lo diciamo, però anche Buongiorno ha fatto una grande partita, sono d'accordo, anche Juan Jesus, bene i difensori. È vero, finalmente abbiamo rivisto i difensori al loro livello, soprattutto Buongiorno, ma l'obiettivo stagionale qual è? Ancora il secondo posto oppure... La qualificazione in Champions League. La qualificazione in Champions, la trova dello scudetto difficile, però ci proviamo lo stesso. Fino alla Obiettivo? fine. Secondo posto. Secondo posto.
Mi facevano notare dalla regia, quindi tu lo vedi ogni tanto da vicino il figlio di De Bruyne? Diciamo. È più piccolo lui. Sì. Un altro talento del futuro, magari quel piccolo che è. Sì. Figlio di De Bruyne, grazie mille, forza Napoli. Sempre. Grazie anche ai genitori. Buonasera, i vostri nomi? Luigi, Domenico, Carmen. Volete venire qualcuno però con i genitori, se ci sono i genitori. Chi vi è piaciuto di più stasera? Alisson. Alisson? Vergara e Ali. Buongiorno. Vergara e Alisson? Buongiorno. A proposito, poi si fa male Vergara, entra Anghissà e devo dire la verità, finalmente abbiamo rivisto Anghissà e De Bruyne. Bellissima notizia di stasera. Sì, hanno giocato benissimo Kevin De Bruyne e Anghissà. Felice di averli rivisti? Sì, però se devo dire, come ha detto il bambino prima, dobbiamo avere un centrocampista, un attaccante che batte meglio le punizioni, È vero. come ha fatto Politano, e i calcio d'angoli, non Alisson Santos perché li batte troppo corti. È vero, battiamo troppo spesso quei calci d'angolo corti, però speriamo che con il rientro di Kevin De Bruyne abbiamo un ottimo calciatore. Stasera bene anche in difesa. Buongiorno, Juan Jesus, ti sono piaciuti? Sì, soprattutto gli ultimi minuti. Buongiorno Juan Jesus ha fatto un bel salto. Sì, e soprattutto anche buongiorno quei due passaggi. Veramente anche Kevin De Bruyne che ha provato di fare un tiro in porta. Che, vabbè, anche se non ce l'ha fatta, però calcoliamo che anche ora è rientrato e gli dobbiamo dare tempo. Assolutamente. Grazie mille e forza. Napoli! Arrivo subito da voi. Buonasera, come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, che bella vittoria. Che bella vittoria stasera, ci voleva. Bellissima vittoria. Ed è stato anche bellissimo rivedere De Bruyne e Anghissà che mancavano da un bel po'. Finalmente li abbiamo rivisti, hanno dato una grossa mano, soprattutto nel secondo tempo. Chi ti è piaciuto di più? C'è qualcuno in particolare? Che ti è piaciuto stasera? Santos. Alisson Santos ha fatto una grandissima partita. Ragazzi, grazie mille. Forza Napoli! Grazie mille. Grazie. Buonasera. Che partita è stata? È una bellissima partita, mi è piaciuto molto l'atteggiamento, come dicevi tu prima, soprattutto in difesa. Buongiorno finalmente ritrovato. Sono 2 o 3 partite che è tornato ai livelli dell'anno scorso, quindi sono veramente contento che non se lo meritava. Era un ragazzo che si vedeva, era in difficoltà, però fortunatamente sembra esserne uscito anche in ottica mondiale, un ottimo acquisto per la difesa dell'Italia, quindi sono veramente contento per Buongiorno. Sì, merita di andare ai playoff con l'Italia e hai toccato l'argomento giusto, perché non vorrei, sai, che in una stagione come questa dove il Napoli ha avuto tanti problemi, poi alla fine abbiamo parlato tanto di Vergara e poi quando andremo a leggere le convocazioni vedremo troppi pochi napoletani e io spero ci siano perché lo meritano. Hai toccato secondo me il tema giusto. C'è qualcun altro che ti ha colpito in particolare oggi? Vabbè, Alisson ragazzi c'ha quella rapidità delle gambe che anche al 70-80esimo riesce a strappare e quindi andare a dar fastidio ai difensori. È imprevedibile, ogni volta che calcia prendeva la porta, quindi è veramente quell'arma in più che ci serviva dopo tutti questi infortuni. Abbiamo ritrovato Kevin, Anghissà, quindi possiamo chiudere la stagione con diciamo, ci possiamo togliere le nostre soddisfazioni. Purtroppo i punti da recuperare sulla prima in classifica sono troppi, quindi puntiamo al secondo posto e quindi nel derby si tifa. È difficile, non riesco a tifare quei colori. Diciamo che si tifa per un pareggio, dai. Anghissà come l'hai visto? Non mi aspettavo giocasse, perché poi col recupero ha giocato 50 minuti. Sì, perché Vergara è dovuto uscire dopo il primo tempo, quindi Anghissà subito tirato in causa. Devo dire, non mi aspettavo nemmeno che De Bruyne potesse entrare, dopo che abbiamo atteso Lukaku così tanto, pensavo che anche De Bruyne dovessimo aspettarlo un bel po', invece è entrato bene, mi è piaciuto, e anche Anghissà si vedeva che ci mette più a centrocampo, quella fisicità che ci ha fatto vincere uno scudetto, quindi un ottimo giocatore che è rientrato insieme a De Bruyne a centrocampo. Grazie mille. Volevi dire qualcosa? Sentivo dalle retrovie. Volevo dire Enzo da Napoli. Volevo dire solo una cosa al grande mister Spalletti. Mister,
Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. E stasera ci ha mangiato i palloni pure la Torino. Ciao mister! Ciao Manuel, è andata bene. Volete venire con il consenso dei genitori? Possono? Vai, venite. Hai ragione. Venite. Ciao, buonasera. Come vi chiamate? Manuele, Mauro, Carmine, Alessia. Fate un passo più indietro, se no non vi riusciamo a prendere. Che partita? Allora, facciamo un giro veloce. Il calciatore che vi è piaciuto di più stasera? Allison. Buongiorno. Santos. Buongiorno. Vergara. Vergara, tutta la vita. Un bel coro. Fatemi sentire un bel coro, quello che volete. Maradona vuole vincere. Grazie mille. Ciao, buonasera, come ti chiami? Carmine. Chi ti è piaciuto di più stasera? Allora, Alisson Santos, con i suoi dribbling e le sue giocate ci ha fatto segnare il primo gol ed è un grande giocatore. È vero, perché poi è stato quello che creava la superiorità numerica, provava sempre ad affondare, insomma ha fatto una grande partita. In difesa ti è piaciuto qualcuno in particolare? Perché ho visto molto bene, devo dire, sia Buongiorno che Quaglione. Sì. Soprattutto Buongiorno, John Jesus. Speriamo che John Jesus non sia niente di grave quel crampo. Pian piano la squadra si sta riformando dagli infortuni. Speriamo che tutto vada bene, puntiamo per il secondo posto. L'obiettivo è il secondo posto? Sì. Possiamo arrivare sopra al Milan? Sì, al Milan sì. Quindi dopo domani sera per chi si tifa? Pareggio. Così prendiamo 2 punti su entrambe. Sì. Felice del rientro, dell'aver rivisto sia Anghissà che De Bruyne. Sì. Ci serviva a centrocampo, ci servivano questi giocatori soprattutto perché a centrocampo non abbiamo quasi nessuno, sono tornati Gilmour, Anghissà e De Bruyne che ci servivano. Grazie e forza. Napoli sempre. Grazie. Ti ho fatto aspettare un po', c'erano tanti bimbi, così poi li liberavamo. Non ti preoccupare. Poi sempre con il consenso dei genitori, quindi sicuramente, è fondamentale, perché poi loro hanno entusiasmo, però io devo fare attenzione a tutto. Anghissà, De Bruyne, io non mi aspettavo di vederli 50 minuti Anghissà, perché poi con 5 di recupero. Ti posso dire solo una cosa, l'atmosfera era diversa. Oggi avere tutti in campo, cioè vederli insomma, nel riscaldamento già insomma, si respirava altra aria, quindi poi vederli giocare oggi, finalmente rientrare, non vederli giocare. Guarda, banalmente, no? Ma anche per gli altri calciatori della Rosa, vedere finalmente questi rientri è un'iniezione di fiducia. Ma è una questione di fiducia e poi si vede anche, ma non perché quelli di prima facevano diversamente. No, anche sa che tu hai visto la palla come prendeva palla in tutte tipo 1-2 massimo, la palla gira, quindi ha cambiato posizione, Gilmour insomma può allargare gli schemi, quindi Conte può fare molto di più, quindi è stata una bella vittoria. Dove saremmo oggi senza tutti quegli infortuni? Ma io non voglio dire niente perché non lo so, non lo voglio dire cioè, che stavamo sicuramente meglio di come stiamo adesso, però purtroppo è andata così e l'importante è far arrivare almeno al secondo posto. Quindi domenica tu dici chi devo di fare, te l'ho detto pure prima, io tifo interno, me ne frega proprio perché arrivato al 14 recuperare 14 punti, lo so che è la matematica, finché la matematica però onestamente se io arrivo prima del Milan ho vinto anche il campionato anche quest'anno, te ne dico, sì perché ci hanno fatto di te, voi con una sola competizione avete vinto con una sola competizione, loro stanno facendo la stessa cosa con una sola competizione. Stanno al secondo posto, giustamente, però non stanno vincendo lo scudetto come abbiamo fatto noi. Questo anche è vero. Sì, quindi noi vinciamo queste altre 2 partite con Lecce e col Cagliari. Sicuramente ce la giocheremo poi col Milan qua, quindi deve venire in anche casa. Perché il calendario è un attimino più favorevole al Napoli. Sì, perché noi nonostante tutti gli infortuni comunque abbiamo incontrato squadre forti in quei momenti particolari. Adesso rientrano gli altri e possiamo, insomma, la sorte va a nostro favore.
Manuel, Grazie, io ti ringrazio buon rientro, per grazie. la parola, sì, Grazie, adesso ce ne grazie. andiamo. In bocca lungo al lupo, viaggio. ci vediamo alla prossima. Ciao, è Grazie, sempre grazie. solo Forza Napoli. Vieni al volo, poi loro ci stanno aspettando da un po', è l'uomo dei cartelloni del Maradona. Buonasera a tutti. Stasera c'è Sal che lo meritava, Numero 1. lo meritava. E poi saremo io e te, è stupendo. Che poi devi sapere che io sto in tribuna, quindi non li vedo. E con te dopo li rivedo, bellissimo. È stata una bella soddisfazione. Il Napoli ha iniziato il suo campionato domenica scorsa. Poi ha vinto Sanremo Salda Vinci. Napoli capitale, diciamo. Il futuro Stefano De Martino di girare il nuovo Sanremo. Diciamo che è stata una settimana perfetta. Bellissima. Da non dimenticare. Che bello rivedere anche se De Bruyne. Una grande emozione. L'obiettivo qual è? Il secondo posto, come molti stanno dicendo? Ce la può fare, cioè il secondo posto ce la può fare perché Conte su queste cose è molto bravo. Grazie, buon rientro. Buona serata, Grazie sempre, buona grazie. serata. Eccoci qua con entrambi che ci avete aspettato. Sì. 3 partite, le prossime 3 partite. Lecce, Cagliari e Milano, 9 punti. E prima l'Inter che fa. Vediamo pure il Milan che fa. E che ce ne fottono Milano e o Milano quando viene a carica e poi tirammi. Quindi lei mi sta dicendo occhio allo scudetto. Con questi rientri e la matematica ancora ci deve non ci condanna. Non ci condanna. Domenica prima Inter Milano come finisce e tirava le somme. Ce l'hanno scucito troppo presto, secondo lei? Non può perdere l'Inter con Milano. Certo. E quindi poi tutto. Il Milan non ha perso gli ultimi 5 derby. Quindi può vincere pure Rumeno. E poi tirammi va bene? Mi piace questa lettura. Cioè, fra 3 partite, solo 3 partite. Lecce, Cagliari e Milano. 9 punti. E poi tirammi i conti. Ci aggiorniamo dopo Napoli-Milan allora. Vabbè, ciao. Grazie, Ciao a tutti, grazie. ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, grazie mille. È stata una partita, posso dire, strano poi parlare di un 2-1 perché il Napoli è stato in controllo totale. Sì. E poi alla fine l'abbiamo preso. Sì, ma pieno controllo in tutta la partita. Poi alla fine ci sta che quando prendi un gol all'86esimo gli ultimi minuti diventano un po' incandescenti. Però sostanzialmente aver fatto il secondo gol quasi all'inizio del secondo tempo ci ha permesso di controllare facilmente la partita per quasi 80 minuti, cioè per più di 80 minuti. E quindi poi sostanzialmente abbiamo fatto un po' degli ultimi minuti dove il Torino ci credeva, ma siamo stati bravi anche a difenderci e a portare a casa il risultato. C'è qualcuno che ti ha entusiasmato in particolare stasera? Sicuramente spicca Alisson Santos perché è quello che la sblocca, ma è soprattutto forse la rivelazione tra quelli che non ci aspettavamo. Sì. Però è una squadra con i rientri di Anghissà, De Bruyne, veramente compatta e soprattutto che può variare molto per caratteristiche dei giocatori e anche per quantità dei giocatori, perché il Napoli è una squadra che possiede tanti giocatori, oltre a che tanti giocatori bravi. E quindi grazie ai rientri di Anghissà e De Bruyne noi non solo possiamo reggere il ritmo della squadra avversaria anche dopo il 60esimo, una caratteristica che forse ci era mancata nell'ultimo periodo, ma possiamo anche esprimere il nostro calcio ancora meglio perché stanno rientrando giocatori di primissimo livello. È impossibile quantificarlo, ma sapete quanti punti ha perso il Napoli? Cioè, se avessimo avuto questi calciatori per tutta la stagione, dove sarebbe il Napoli? Come hai detto tu è difficile quantificare ed è ovviamente impossibile da sapere, però io penso che il Napoli come organico al completo sia un organico anche più forte di quello dell'Inter, magari non nell'11 titolare in sé per sé, ma come organico nel complesso per quantità di giocatori, come ho detto prima. E purtroppo io penso che il Napoli, se avesse avuto tutti i giocatori che ha in rosa, se la sarebbe giocata alla grandissima e non so se ad oggi l'Inter sarebbe al primo posto in classifica al posto del Napoli, però purtroppo è andata così. Io non credo tantissimo nella sfortuna, quindi magari alcuni errori, poi sicuramente ci sono stati alcuni infortuni traumatici che sono incalcolabili, diremo l'esempio lampante di Di Lorenzo che non può essere colpa di nessuno, però noi dobbiamo pensare Però sai, anche lì, scusami se ti ho interrotto, aveva giocato per mesi con un problemino, sai, a volte non ti fa mettere il piede nel modo migliore. Cioè, anche su quegli infortuni si sono trascinate, penso a McTominay che sta mancando adesso,
perché per un sacco di tempo ha giocato nonostante un fastidio. Sì, hai ragione, purtroppo possiamo dire è un circolo che si autoalimenta, Sì, cioè sì, sì. se si infortunano dei giocatori gli altri devono giocare ancora più minuti e quindi sono più propensi ad infortunarsi. Poi purtroppo il Napoli è stato proprio l'esempio lampante potremmo dire, del caso che proprio è sfavorevole perché i pochi giocatori, tra virgolette, quasi buoni che c'erano rimasti sono infortunati, però va bene così. Adesso che li stiamo recuperando dobbiamo pensare a fare del meglio e a qualificarsi in Champions, che rimane l'obiettivo primario per come Secondo posto, qual è il tetto che mettiamo da raggiungere? Allora, il tetto, tra virgolette, non esiste, nel senso che il tetto si chiama primo posto come per tutte le squadre di Serie A, però in questo momento noi dobbiamo tifare Inter perché è molto più probabile, diciamo, un rischio per la qualificazione in Champions rispetto a una vittoria del campionato che ad oggi sembra irrealistica, perché purtroppo l'Inter ha fatto 67 punti in 27 partite se non sbaglio, il che vuol dire quasi 2 punti e mezzo a partita, e se mantiene questa media il Napoli matematicamente non può arrivarci, quindi non dico che è impossibile, ma ci siamo quasi, e quindi il Napoli deve pensare alla qualificazione in Champions e poi al secondo posto, anche se tra secondo e terzo posto oggettivamente cambia poco. Grazie sempre delle tue letture, ci A vediamo voi. alla prossima. Chiedo solo, ci sono i genitori di questi bimbi? Autorizzati? Venite. I vostri nomi? Samuele, Jacopo, Pietro, Luca, Andrea. Venite più dietro, se no non vi riesce a riprendere tutti. E tu come ti Ludovica. chiami? Ludovica. Il giocatore che vi è piaciuto di più stasera? De Bruyne, anche De se Bruyne. entra dall'ultimo. Però comunque ha fatto il suo. Buongiorno. Buongiorno. bravo. Elmas. Elmas. Buongiorno, ma anche De Bruyne. Buongiorno Spinazzola. Buongiorno Spinazzola, Santos. Alisson, si è presi 3, è facile così. Scherzi a parte, è stato bellissimo rivedere Anghissà e De Bruyne. Soprattutto De Bruyne. Mancavano, ci voleva. Molto, sì. Da tempo che rientrano molto bene. Qual è l'obiettivo di questa stagione? Cioè adesso dove lo mettiamo? L'asticella. La Champions. Secondo posto possiamo arrivarci? Secondo posto, terzo posto, diciamo. Secondo, terzo posto. Secondo me il secondo posto ci possiamo arrivare. Se continuiamo a giocare in questo modo è fattibile, cioè, la situazione. Me lo fate sentire un bel coro tutti insieme, quello che volete. E chi non salta insieme a noi cos'è? È un Granata. E poi la chiudiamo qua. Grazie e forza! Napoli! Grazie anche ai genitori, buon rientro. Buonasera. Sì, venite. Buonasera. I vostri nomi? Io sono Ciro e vorrei dire una cosa. Io dico che il Napoli non è secondo a nessuno. Mi accontento pure del secondo posto, è un posto onorevole, è un posto che diciamo pagherebbe gli sforzi della società, perché è un posto che ti può collocare in diverse competizioni. Perché Conte arriva o primo o secondo di solito. E quindi ci accontentiamo del secondo. Niente, andiamo per step. Iniziamo a fare bene come già accaduto la partita scorsa con il Verona. Il Napoli ha fatto un grande acquisto, il brasiliano Santos, mi è piaciuto moltissimo. Niente, è un anno un pochettino così. Stasera li abbiamo ritrovati tutti, è stato bellissimo rivedere Anghissà, De Bruyne, lo stesso Lukaku. Sì. Partiamo da qui, diciamo che il campionato inizia oggi. Dove saremmo con tutti questi dall'inizio? Io non sono mai stato bravo in matematica, ma credo che ce la saremmo giocata, sicuramente. Ti ringrazio e ti auguro buon rientro. Altrettanto, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie mille, buonasera. Buonasera. Il vostro nome? Maria. Maria è? Buonasera Pietro. Il figlio, mamma e figlio. Mamma e figlio, che Comunque, allo stadio si va sempre. Sempre. Io sono stata molto felice perché da che manca mio marito seguo il Napoli come lui se fosse ancora vivo. Perché era uno sfegatato del Napoli. Lei ha trasferito questa passione a me e a tutti i miei figli, i miei nipotini, a tutti. Ora ho fatto un viaggio lungo di 4 ore tra il traffico, eccetera, però Provincia di Benevento. sono stata molto contenta. Però... Devo dire, se posso dire una cosa, la speranza è che presto avremo uno stadio nuovo, ma io nello stadio nuovo, nella scelta dello stadio nuovo, vorrei anche uno stadio più facilmente raggiungibile per tutti, perché oggettivamente arrivare qui oggi in auto è complicatissimo. E poi anche la coda
per entrare, sinceramente. entrare dovrebbero- Tanta gente, un solo sportello. Comunque, tornando alla partita, Sì, che partita è stata? tutti bravi, Bravissimi. sugli scudi la samba. Diciamo che Sto che ragazzo- queste 4 ore di traffico sono valse la pena. Valsela bene, sì. Sono stata molto contenta, ho cantato, mi sono divertita tanto. E questa vittoria la dedico tutta a mio marito. Veramente grazie di questa testimonianza. Sugli scudi Santos, Alisson Santos. Santos e la samba. Si è rivista un po' che movimento alla careca, sinceramente. Eh. Nasconde il pallone, potente che è la cosa che punta, cose che oggi manca a Politano. Elmas bravo pure lui. Parliamo troppo spesso dei demeriti, no? In estate è stato sbagliato il mercato. Però Alisson Santos è uno che non aveva mai giocato titolare in Portogallo. Con lo Sporting. Con lo Sporting non aveva mai fatto. Entrava, ha fatto bene. Però il Napoli ha avuto l'intuizione giusta. Però esatto, perché un ragazzo che ti fa 3 gol in Coppa Campioni e ti fa 4 assist, entrando l'ultimo quarto d'ora ti spacca la partita. Sì. Si è visto subito, pronti via, era incontenibile. Che bello è stato rivedere De Bruyne e Anghissà. Sì, bellissimo proprio, veramente. Comunque non ce ne importa, il Napoli dove arriva, che posto fa, secondo, terzo, quarto, per noi è sempre Napoli, è sempre una vittoria. E che i nordisti, come si chiama, la devono finire di averci con Napoli, con le persone, perché la gente che sta a Napoli, clamorosa, affettuosa, carnale, non esiste per tutta l'Italia. A proposito di queste polemiche, ma ha sentito Sal Da Vinci? Le è piaciuta la canzone? No, è perché siamo arrivati tardi, perché per il traffico e poi la fila là che nessuno mi ha fatto passare. Sono stata nata a mezz'ora di più. Quando tornate a casa ve lo risentite. Certo, vabbè, ma io lo vedo sempre. Buona serata e grazie. Grazie mille, buon rientro. Grazie a lei. Grazie. buona sempre serata. Forza Napoli, Grazie. sempre. Forza Napoli. Ciao, ci stavate aspettando da un po', grazie per l'attesa, perché poi è bello far parlare tutti e tutti hanno qualcosa da raccontare. Che partita è stata per voi? Una partita che... Ricordatevi i vostri nomi. Emanuele, Luigi. Si era messa bene, con calma, 2-0, poi il solito Sì. palleggio trotterellante, difesa, portiere, difesa, sterile. Prendiamo gol, soffriamo gli ultimi 5-10 minuti. È un peccato poi uscire con un 2-1, sai, nei commenti, perché la partita è stata dominata. Ma non si riesce a chiudere una partita senza prendere gol. Questa è una pecca clamorosa. Per una squadra a questi livelli che sta puntando in alto, ok, vincere lo scudetto non ci riusciamo, ok, però puoi fare seconda, non riusciamo a chiudere una partita col Torino che, con tutto il rispetto, è il Torino che è un centro-bassa classifica. Com'è possibile non prendere gol? Non lo so, è strano, ci sono amnesie difensive all'improvviso. È una questione di concentrazione o secondo voi incide anche il fatto che oggettivamente questi ragazzi stanno tirando da molto? Infatti questa sera, al di là del risultato, quello che c'è, la nota oggettiva sono i recuperi, il fatto di aver riacquistato Anguissà, il fatto di aver visto De Bruyne di nuovo in campo finalmente, Lukaku che piano passo è tornato al ritmo, adesso con una partita a settimana c'è anche il tempo di recuperare al pieno e prepararci per la nuova stagione con tutti a disposizione. Possiamo aspettare anche Scott con più calma e questo, il lato positivo, oltre ai 3 punti, sono il ripristino della rosa completa. Speriamo che Vergara non sia molto... Sì, aspettiamo aggiornamenti dal Napoli. Ci sta venendo bene attualmente un infortunio a partita, dobbiamo pregare per averlo minimo uno. L'unico sopravvissuto è Elmas. Ma che non lo diciamo, incrociamo le dita. si gratterà, È un però superstite. diciamo, per me è Highlander un in questo superstite. momento Elmas, quindi ci teniamo lui. Al di là del risultato, importanti sono stati i rientri questa sera. Non li vedevo da prima di Natale. Poi io non mi aspettavo che Anghissà giocasse 50 minuti già. È vero, secondo me ha influito molto l'infortunio che ha avuto Vergara, che poi ha saputo Poi si è che gestito, una cosa da poco. sì, dovrebbe essere una fortunatamente. cosa da poco, sì. Quindi almeno l'abbiamo rivisto, Zambo non in ottime condizioni ma in discrete condizioni. Sì. E poi c'è Kevin che basta che tocca la palla, ragazzi, vale il prezzo del biglietto. Kevin com'è tornato dal punto di vista fisico? L'ho visto bene. Molto atletico, sì. Poi c'è stato un boato da noi, non aspettavamo altro che vederlo in campo. Volevo sottolineare la prestazione di Buongiorno, ha fatto una partita da nazionale. Veramente si è Lo dicevo prima, non vorrei che questa stagione del Napoli, un po' complicata, nelle valutazioni finali, perché abbiamo sentito in questi mesi, sì, Vergara, non vorrei che quando leggeremo i convocati dei playoff vediamo qualche napoletano in meno. Mi dispiacerebbe molto perché Buongiorno,
lo stesso Politano, Spinazzola Forse soprattutto. solo Meret rischia un po'. Meret magari rischia perché oggettivamente sta giocando poco. però gli altri meritano di andarci. Assolutamente sì. A me mi dispiacerebbe nel caso Vergara non fosse convocato, perché una volta che abbiamo la possibilità di un giovane talentuoso da lanciare, se non lo lanciamo, ragazzi, e poi ci lamentiamo che non facciamo il terzo mondiale di fila. Ci sono giovani, lanciamoli, dobbiamo avere il coraggio di lanciarli e magari ti fanno bene e rendono più di qualche senatore che ormai ha tirato la carretta per tanto tempo ed è pure tempo un po' di girare. Assolutamente. Ragazzi, grazie mille. La provocazione l'ho fatta a tutti, al derby, per chi si tifa. Forza Inter. Non l'ho detto, l'ha detto lui, però lo Non te la sento, Mi sono sentito pure un po' male, però Forza Inter. Grazie, buon rientro. Ciao, buonasera, ci ha aspettato tantissimo. Come ti chiami? Rocco Mario. Grazie mille per averci aspettato. Stasera abbiamo visto una partita che il Napoli comunque ha dominato. Nel finale ci siamo un po' persi, però che partita è stata? Allora, a me è piaciuto molto Kevin, è tornato molto più forte di prima, io non lo rivedevo dalla partita contro l'Inter, soprattutto da un punto di vista anche atletico, come hanno già detto i ragazzi di prima, a parte tecnico. E si vede che ha fatto un buon percorso per rientrare. Sì. Kevin che tra l'altro, ragazzi, si è operato, quindi rivederlo così bene fisicamente. Lui perché la curiosità è che ha scelto uno chef napoletano che si è portato in Belgio e che l'ha seguito nella post-operazione. E devo dire che fisicamente è quasi più in forma di quando si è fatto male. Quindi veramente un applauso a lui per il lavoro che ha fatto. Si vede che ci tiene tantissimo al Napoli e ci tiene tantissimo ad andare al Mondiale. Sì, infatti. Chi ti è piaciuto di più stasera fra gli azzurri? Allora, partiamo con il dire che hanno fatto tutti un'ottima prestazione. Alisson Santos però molto sopra, nettamente sopra. A parte il gol, un ragazzo così tecnico non lo vedevo da molto tempo con il Napoli. Mi piace molto. L'ho chiesto a tutti, è una provocazione, è uno scherzo, però per capire, credi ancora allo scudetto o l'obiettivo del secondo posto? Come te la pongo? Non te la pongo così, ma nel derby si tifa Inter o si tifa Milan? Allora, ho visto dei ragazzi che hanno detto che tra il terzo e il secondo posto non cambia niente. In realtà non è proprio no, in realtà non è proprio così, perché il secondo posto hai un accesso alla Supercoppa italiana, quindi sarebbe molto importante. Nel derby io penso che con lo scudetto non ci sia più niente da fare, concentriamoci sulla Champions, step by step. Un pareggio non ci farebbe male comunque. Grazie, buon rientro e hai dato una chicca perché nessuno ci aveva pensato, ma arrivare al secondo posto ti fa andare anche in Supercoppa e devo dire che quest'anno ci è andata bene, quindi è sempre meglio parteciparci. Grazie, buon rientro. Ciao, buon rientro. Venite, buonasera. Come vi chiamate? Buonasera, Marco. Michele. Dopo, ok. Allora, i temi sono questi. Innanzitutto la partita, che è un peccato uscire con un 2-1 quando l'hai dominata. Sì, purtroppo non riusciamo a non subire gol. Partiamo bene, poi andiamo in sofferenza nel finale. Bene Gilmour, Alisson Santos, che oltre alle sue giocate da brasiliano sa anche difendere, Sì. qualità che Conte apprezza molto. Bene tutti, una sufficienza a tutti. Speriamo, stavo controllando i messaggi per sapere se c'era un primo bollettino su Vergara. Non dovrebbe essere nulla di grave, non è ancora arrivato un messaggio dal Napoli sulla diagnosi, però insomma sarebbe un peccato. Cioè, ogni partita perdiamo uno, no? Ogni partita perdiamo uno, solo Elmas. Tocchiamo Highlander. Gioca in tutti i ruoli. E posso dire, stasera non era scontato in coppia con Gilmour che facessero così bene. Speriamo che con l'arrivo di Anguissà Conte ritaglia sempre spazio a questo giovane che merita tanto e soprattutto in prospettiva dei mondiali. Assolutamente. Questa coppia che abbiamo rivisto, Anguissà e Bruin, quanto ci mancava? Ci mancava tanto, è una coppia importante anche in vista del fatto che abbiamo perso Lobotka e McTominay, ci servono tanto, infatti l'abbiamo notato perché De Bruyne soprattutto in un'azione ha fatto un recupero difensivo dall'attacco alla difesa veramente incredibile e questo ci fa notare le doti calcistiche di questo giocatore. Ma poi da geometrie a personalità trasmette calma, anche vedi nei minuti finali dove
hai paura di gestire il pallone, lui è serenissimo. E poi devo dire che in crescita c'è anche Lukaku, proprio fisicamente, atleticamente. Sì, infatti l'abbiamo notato, c'è stato un grande, cioè è migliorato molto, sì, è migliorato molto fisicamente, ce l'ha fatto notare col Verona, che ha segnato oggi anche. C'è qualcuno che ti è piaciuto in particolare stasera? Allora, sicuramente Alison Santos è un giocatore veramente di un'altra categoria, le sue giocate da brasiliano ma anche a livello difensivo ha aiutato tanto, e Elmas è la 10ª partita che gioca bene. È vero, in tutti i ruoli poi tra l'altro, dove lo metti lo metti. Volevo chiedere a entrambi quella che era la provocazione, chi sta agli altri, cioè si tifa per Milan perché si sogna ancora lo scudetto, o si tifa per l'Inter nel derby perché l'obiettivo secondo posto è quello che conta? Allora, il nostro obiettivo è puntare al secondo posto perché, come diceva il ragazzo prima, c'è anche al secondo posto in ballo la Supercoppa, che quest'anno abbiamo dimostrato anche di saper vincere, quindi c'è bisogno di fare questo secondo posto, e quindi tifo Inter nel derby. È strano, si fa fatica a dirlo. Dobbiamo essere realisti, condivido appieno il secondo posto che ci dà anche l'opportunità di partecipare alla Supercoppa. Assolutamente. È una bella possibilità, sempre di un trofeo, quindi non va gettata. E spero che l'anno prossimo, se Conte verrà riconfermato, darà importanza a tutti i trofei, perché negli ultimi anni la Coppa Italia è stata un po' snobbata. È vero, negli ultimi anni, ma molti ultimi anni. Grazie, buon rientro e forza. Forza Napoli, sempre. Ma che lei ha il treno e si è andato a fare il giro di tutte le TV è molto molto scorretto nei confronti dei ragazzi. Vai, dica. Allora, io l'ho detto un'altra emittente. Non me ne frega delle altre emittenti. No, questa vittoria di dedicarla questa è una cosa seria, vai. alla cara mamma di Domenico, del piccolo Domenico. Ridilla da capo perché è una cosa seria. Questa vittoria la dedichiamo a lei, signora, non so come così, alla mamma del piccolo Domenico. Alla mamma del piccolo Domenico, perché nessuno l'ha fatto, lo faccio io, perché non c'è solo il calcio, c'è anche le cose persone serie. Esatto, va detto però che il Napoli già a Verona ha giocato con lutto al braccio, quindi ha fatto un gesto di vicinanza. È chiaro che in questa settimana abbiamo vissuto il dolore del funerale, però già il weekend scorso va sottolineato, perché oggettivamente oggi non c'è stato un momento per ricordarlo, però il Napoli l'aveva fatto sabato a Verona. Ma con rientri che ci stanno dei giocatori non ce n'è per nessuno. L'ultima cosa, con i rientri che ci stanno, il Napoli dove può arrivare? Secondo, perché quest'anno con Marotta Live non si può fare. Live, cos'è? Marotta Una trasmissione live, di pomeriggio? No, l'Aidr. Ah, l'Aidr. Non si può andare là. Che lingua è l'Aidr? Cecoslovacco. Cecoslovacco. Poi un bacio a Ciro. Un bacio al treno. Ah, stasera cosa si cena? Mi dicevi prima. Roba di brodo di dato. Brodo di dato. Mi guardo Ciro Merlino, che è sempre numero 1. E concilia il sonno, quindi. No, alle 6 di mattina, dai. Ah, quindi ti fai una tirata con Ciro. L'ultima cosa, voglio fare una gag? No, una cosa al signor Marotta. Ah. La canzone mi fa così, guardate. Io esco dall'inquadratura, vai. Marotta, hai manciuto tu, perché stanno hai rubato tu, ciao. Marotta, vai via, vai via. Grazie, buon rientro.